Buon pomeriggio a tutti amici, qui ai piedi del Monte Monaco, al Comunale di San Vito, va in scena la penultima giornata del campionato di eccellenza con un derby tra San Vito Lo Capo e Castellammare Calcio. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, tutto pronto qui ai piedi del Monte Monaco per l'ultima gara interna della regular season per quanto riguarda il San Vito, che si gioca ancora un posto tra le migliori 5 del torneo per cercare di arrivare quindi alla zona playoff e continuare a sperare nel sogno Serie D. Per quanto riguarda i Castellammari invece saranno ultimi 180 minuti di gioco con zero pressioni e zero ansie, perché non si può raggiungere la zona playoff e soprattutto non c'è il rischio di arrivare in quella playout. E quindi per Castellammare tifosi la salvezza è arrivata, l'obiettivo è stato raggiunto. Per il San Vito invece l'obiettivo in realtà era pure la salvezza all'inizio dell'anno, ma piano piano i sogni hanno iniziato a prendere contorni più definiti e adesso c'è ancora la voglia di arrivare tra le migliori 5 del torneo. Per il San Vito, che l'anno scorso era una promossa, si è salvata quest'anno con il condottiere, il prestigiatore Mister Colombo ha fatto qualcosa di speciale. Andiamo con le formazioni di oggi, quindi in porta per il San Vito c'è Sandu, poi agli ordini appunto di Mister Colombo ci saranno la Commare, Turen, Diaglie e Sadotti, mediana composta da Mustaccio e Petrullo, Tarantino, D'Amico e Sacco alle spalle di Guaiana, che sarà il riferimento offensivo. Per quanto riguarda invece il Castellammare, in porta c'è Motta, secondo portiere, quindi oggi panchina per Di Paolo, grande chance anche per l'estremo difensore castellammarese, difesa composta da Cruciata, Caronia, Lampo e Tarantino. Prima di andare con la centrocampo e l'attacco vogliamo anche farvi vedere un messaggio da parte dell'Ultras della città di San Vito Lo Capo. Un grazie a questi ragazzi nell'ultima gara stagionale in casa. Grazie ragazzi e grazie soprattutto a Mister Colombo, l'abbiamo detto appunto, quanto è amato anche l'allenatore e non solo, anche in generale il gruppo squadra, che ha riportato l'entusiasmo a San Vito dopo, possiamo dire, anche 24 mesi, perché dopo la vittoria nella Coppa Italia Promozione, che ha significato, almeno per quanto riguarda la fase regionale, che ha significato poi la promozione in eccellenza, ovviamente poi c'è tanta voglia di continuare su questo andazzo, di riportare veramente la passione e l'entusiasmo in casa. San Vito Lo Capo, che però vedrà il primo possesso per gli avversari. Finiamo quindi di raccontarvi la formazione del Castellammare con appunto in mediana Musso e Pipitone, Colantoni, Vaccaro e Falanga, giovanissimi e pimpanti alle spalle del grande attaccante, del capocannoniere di Malik Ba, che con 14 reti in campionato cerca di insidiare Nacho Pierce nella classifica dei migliori marcatori della stagione di eccellenza. Tutto pronto per cominciare, sta per far partire il cronometro la direttrice di gara di oggi, ovvero la signora Valentina Scalzo della sezione di Enna. Assieme a lei primo assistente il signor Mattia Rizzo della sezione di Agrigento e il secondo invece il signor Marco Mirabile della sezione di Palermo. È tutto pronto per cominciare, primo possesso per gli azzurri di Mister Mione, che come dicevo poco fa non hanno più particolari pretese in questa stagione, che terminerà
con ogni probabilità in mezzo alla classifica, stagione che aveva visto ai nastri di partenza San Vito e Castellammare come le squadre di mezzo, le squadre che ovviamente avrebbero poi scritto la loro storia e nulla in termini di pressione avrebbe modificato poi l'eventuale verdetto, e invece entrambe sono partite molto bene, a razzo. Castellammare addirittura sembrava essere, ed è stata, la migliore inseguitrice legata per diverso tempo nelle prime battute della stagione. Occhio qua nel frattempo proprio a Castellammare prova a attaccare con Malik Ba, assieme a lui c'era Falanga, poi Vaccaro entra in scivolata per cercare di fermare l'arrivo di Tarantino, la palla è per il Castellammare e quindi insiste. Dicevo appunto del Castellammare che sembrava essere la prima grande inseguitrice Licata, poi questo ruolo l'ha preso anche a più riprese il San Vito Lo Capo, che ha rivaleggiato spesso e volentieri col Marsala come seconda di questo campionato, poi una fase di flessione da parte dei ragazzi di Mister Colombo, e tante polemiche, tanti veleni per quello che è successo al Dino Liotta, in quello che ai tempi era proprio lo scontro diretto, prima e seconda, tra Licata e San Vito. Poi San Vito, lo sappiamo quello che è successo in intervallo, decise di abbandonare il terreno di gioco. Il giudice sportivo proprio qualche giorno fa ha sentenziato il 3-0. Occhio qua al pallone che arriva in aria, ci ha messo i guantoni Sandu, pericoloso il Castellammare con l'inserimento di Musso. E allora adesso il calcio d'angolo per la formazione ospite, con in questo momento proprio Falanga che andrà a battere questo corner. Tante maglie azzurre in aria, Falanga va proprio in the box, Sandu smanaccia, poi ha provato nuovamente, se non vado errato, Vaccaro nel traffico a rimettere il pallone giocabile per i suoi, oppure molto probabilmente anche a cercare la conclusione verso la porta di Sandu, che comunque già si è opposto in due occasioni. Allontana Sandu, Guaiana a vuoto, prova a mettere giù il Castellammare ancora con Falanga che entra in scivolata, tutto buono, aveva gettato un urlo di aia e non c'è nulla per la signora Scalzo, ancora pallone che arriva al centro, riprende poi Sacco che prova anche le giocate per liberarsi dalla pressione avversaria, viene scalciato da Tarantino, calcio di punizione per il San Vito, che può quindi respirare un pochettino. Meglio il Castellammare in questi primi 3 minuti e mezzo, ma appunto sono solo 3 minuti e mezzo. C'è il sole che spacca le pietre qui a San Vito, si gioca alle 17 tutte in contemporanea le gare del campionato di eccellenza, perché ci sono ancora moltissime squadre che hanno da dare ancora qualcosa a questo campionato. Il San Vito, come dicevamo, è in piena lotta per raggiungere i playoff, sesta posizione in campionato, però a pari merito con Partinico quinto e San Giorgio settimo, ma solamente dopo appunto la decisione del giudice sportivo di comminare la vittoria per 3-0 a tavolino per il Licata in quel pomeriggio, con tanti misteri e tanti veleni al Liotta, e un punto decurtato al San Vito in classifica, che appunto ha fatto scendere di qualche posizione la squadra di Mister Colombo in un campionato che può essere deciso appunto per dettagli, per una questione di semplici lunghezze in classifica. È un macigno che pesa tantissimo sulle spalle dei ragazzi allenati da Stefano Colombo, che comunque ha cercato di mantenere intatta la psiche dei suoi. Occhio qua a Tarantino, va alle parti ancora di Guaiana che scambia con D'Amico, ancora Guaiana in aria, viene però fermato, deve allontanare questo pallone, il Castellammare non ci riesce, la riprende Sacco che è in aria, Sacco ancora colpito, non c'è nulla, può riprendere il pallone Tarantino, ha rischiato il Castellammare, poi Ndiaye a anticipare Malik Ba, pallone che arriva in aria, Motta rischia perché il rimbalzo è stato bizzarro, ci ha messo poi i guantoni il portiere del Castellammare, disturbato anche un po' dal sole, che non è sicuramente nella posizione migliore per
si sta giocando proprio puntato verso il campo comunale di San Vito Lo Capo, un po' una roccaforte anche da parte dei sanvitesi nella fase mediana della stagione, dove sembravano essere davvero l'antilicata ancora più del Marsala che sarà l'ultimo avversario del Castellammare al Matranga fra 7 giorni. Con ogni probabilità rimarranno 7 giorni di distanza da una partita all'altra, anche perché per aspettare eventuali modifiche al calendario si deve capire un pochettino la situazione di tutte le squadre imbischiate nella zona playoff. Il Marsala è sicuramente una di quelle, così come il Camarat, così come lo Sciacca, che sarà invece la prossima ed ultima avversaria della regular season per il San Vito. Tanti intrecci, per ora diciamo che le gare interessanti per i sanvitesi sono quella che si sta giocando a qualche chilometro da qui, al Sorrentino di Trapani, tra Accademia e Camarat, quella che si gioca a Liotta tra Licata e Sciacca, quella dell'Angotta tra Marsala e Montelepre. Montelepre che ha messo i bastoni tra le ruote a San Vito nell'ultima gara, la sconfitta che per certi versi in attesa per 3-1 al Pino Puglisi. C'è da dire però il Montelepre ha fatto un girone di ritorno clamoroso e questo bisogna dar atto per cercare di mantenere la categoria che la cittadina di Montelepre ha ripreso grazie a un discorso complicato di acquisizione titoli e ripescaggi che non vogliamo ovviamente dilungarci più di tanto a raccontarvi. San Vito che prova adesso ad andare con Guaiana, gira adesso questo pallone buono per Finelli che può correre ancora lui, pallone per il tacco di Mustaccia che aveva riempito l'area di rigore, voleva subito andare dalle parti di Petrullo che si era ben infilato, ancora Petrullo, Touré, certezza del reparto difensivo per il San Vito, Assis Kader, Touré prova adesso a farsi vedere, Sadotti ma viene fermato, alza questo pallone con l'Antonio dove c'è Ba, prova addirittura il tiro, Sandu in 2 tempi la fa sua con particolare calma, Petrullo, acquisto invernale del San Vito Lo Capo dopo il 4-1 subito dal suo Bagheria. Qua ha convinto tutta la dirigenza, a cominciare il presidente Battaglia, per poterlo acquistare. E adesso è il faro di centrocampo, quel faro che a San Vito aveva bisogno di una lampadina nuova dopo la cessione di Di Giorgio al Partinico Dace. Adesso occhio a Guaiana, vuole chiudere il triangolo con l'arrivo di Lacommare, impossibile arrivare su questo pallone proprio per il numero 2, comunque rimane in zona e ferma il tentativo di verticalizzazione di Lampo. Ancora 0-0 il punteggio qui al Comunale. Siamo alla fine del 9° minuto di gioco. Rischia un po' il Castellammare, adesso il San Vito ha aumentato la pressione con il passare dei minuti. Castellammare più pericoloso, seppur non in maniera incredibile nella prima parte di gara, poi ha migliorato piano piano la sua tenuta di campo, il suo pressing, la formazione granata che adesso prova ad andare lontano a cercare proprio l'inserimento di D'Amico, doppietta per lui contro il Montelepre, praticamente un girone fa. Sono gli unici 2 gol del suo campionato, un campionato dove il San Vito non ha segnato molto. Il miglior marcatore è Guaiana con 11 reti stagionali in campionato, 2 triplette siglate dal capitano del San Vito, tornato appunto in città per aiutare i suoi. Occhio a questo fuorigioco segnato dalla signora Scalzo con la compartecipazione del primo assistente del signor Rizzo. Palla San Vito, palla per Touré, Petrullo si gira, vuole Sadotti,
che prova a attaccare gli spazi, Salotti per Guaiana, sempre a fare il pivot Simone Guaiana, tiene botta sul lampo, calcio di punizione per il bomber capitano della formazione di casa, che adesso riparte sempre con D'Amico, decentrato il numero 8, torna alle parti di Petrullo che guarda la porta, Petrullo attende Guaiana, lo scambio con Sacco che entra in aria, Sacco ha provato a cercare qualcuno, non trova però alcun compagno, ci ha provato Amadou Sacco, anche lui volto che ha iniziato la stagione in un altro club e poi è riuscita la trattativa a portarlo a San Vito Lo Capo. Qua invece viene colpita la direttrice di gara, la signora Valentina Scalzo, che adesso ridà il pallone al Castellammare, perché seppur sembrava un passaggio a vuoto, comunque l'ultimo tocco è stato di un giocatore in maglia azzurra, proprio di Lampo, che adesso torna a far girare il pallone. Lampo che non era al meglio 8 giorni fa per la gara contro il Licata, è stato messo in panchina. Adama ancora non disponibile per gli azzurri e quindi Caronia un'altra volta deve fare gli straordinari andando a coprire quella zona di campo. Adesso occhio a Falanga, Tarantino colpisce un avversario, può ripartire San Vito con D'Amico che ha un ottimo scatto, addirittura va a chiudergli la strada, allora cambia gioco D'Amico, prova ad andare a Tarantino che non riesce però nel dribbling. Colantoni, Vaccaro difende il possesso, poi ritorna da Colantoni, ancora il numero 4 a correre, Colantoni bloccato da un rientrante Mustaccia. Comunque palla azzurra, palla San Vito, palla per San Vito pensi per Castellammare. Adesso arriva Colantoni, lo scambio subito, viene cercato nuovamente al centro Malik Ba che poi smista, arriva Tarantino anticipato dalla Commare che è rimasto attento, poi Guaiana addirittura mette giù grandissimo aggancio con la Vinaville, qua è riuscito nel suo intento Simone Guaiana che poi subisce fallo. 13° di gioco, ancora 0-0, pochissime emozioni al comunale di San Vito Lo Capo fino a questo momento nel derby trapanese tra le due squadre più occidentali del girone A del campionato di eccellenza in generale, comunque il campionato di eccellenza siciliana per forza di cose ovviamente. Adesso attendiamo che la signora Scalzo dia il via a San Vito, dia il nulla osta per battere questa punizione già effettuata. Allora gioca Touré a cercare davanti la Commare che si era buttato nello spazio, viene poi scaraventato a terra Davide La Commare, lui e Sadotti, le speranze verdi sulle fasce per quanto riguarda il San Vito. Ancora La Commare prova a girare, torna dalle parti di Petrullo, Mustaccia, i due mediani, Tarantino di prima, riprende Petrullo, poi La Commare colpito, c'è comunque un'altra volta Sacco che insiste, bloccato, torna la palla a D'Amico, D'Amico prova il sinistro che non si abbassa, il primo brivido made by San Vito Lo Capo, ci ha provato D'Amico e sentite le trombe, le trombette delle ultra di San Vito Lo Capo. La tribuna accanto alla nostra è piena di sostenitori della cittadina che adesso inizia ovviamente a riempirsi, vedendo le belle giornate che speriamo finalmente possano essere definitivamente arrivate nella nostra Sicilia. Occhio qua D'Amico, colpito il numero 8, può giocare allora Petrullo che cambia gioco, arriva dove c'è Sadotti, sempre un po' più avanti La Commare, Sadotti aiuta i due centrali, Touré, Sacco, poi lo scambio con D'Amico, poi Vaccaro riprende palla
può giocare allora Falanga qui a sinistra, ha provato il rilancio, viene però fermato da D'Amico. 16° di gioco, palla sempre per il Castellammare. Tarantino provato a cercare sempre Malik Ba. Sarà anche interessante vedere come si evolverà la situazione tra Ba e i due centrali del San Vito, così come Guaiana, che qua viene fermato da Caronia. Due sguardi, due attaccanti di razza, due tra i migliori marcatori di questo campionato di eccellenza, che oggi si sfidano e sfidano le rispettive difese avversarie. Occhio ad Amico, va sempre per accentrarsi il numero 8, vuole Petrullo e lo ottiene. Colpito Petrullo, fallo un pochettino ingenuo commesso da Vaccaro, potrebbe battere subito Petrullo, viene subito bloccato a sua volta da un giocatore avversario, in particolare da Falanga. E allora la signora Scalzo dovrà rendicontare meglio questo calcio di punizione. Si può giocare. Sacco è in aria, poi però colpisce una zolla invece del pallone. Amadou Sacco, rimessa per Motta. 17°, viene comunque applaudita la manovra sanvitese dalla panchina e da Janut Sandu, che ora sta dando altre indicazioni. Cammina palla al piede Caronia. Ba, anticipato Malik Ba dalla chiusura di Touré. Si può battere, se non lo fa benissimo il Castellammare. Qua occhio a San Vito, prova a ripartire con Tarantino. Aveva vinto il primo break Tarantino, poi provato subito a rilanciare in avanti la formazione ospite. Ancora il 19 a creare problemi in quella zona di campo sia a Musso che a Vaccaro, che sta giocando un pochettino più arretrato rispetto al ruolo di trequartista che di solito Mione designa per chi veste quella maglietta lì, per chi veste la 9, che di solito di Frisella, oggi però assente. Ancora Sacco, vuole Petrullo, Sacco, lotta Amadou Sacco, ritorna dove c'è Touré che cambia gioco. Ancora Sadotti, mette giù Sadotti, c'è Tarantino, vuole lo scambio con Mustaccia, lo ottiene ancora il 19. Tarantino vince anche un altro riballo e per poco non cambia il risultato con l'azione personale reiterata di Tarantino. Altro brivido corso dal Castellammare, percorso dal San Vito, che però non riesce ancora una volta a cambiare il risultato. Non c'è riuscito Tarantino, uno dei due Tarantini in campo. Abbiamo la fortuna che per ora stanno agendo su fasce diverse, Tarantino su quella sinistra del Castellammare e invece Peppe Tarantino del San Vito sta agendo sempre su quella mancina, ma per ovviamente ragione di opposta disposizione in campo delle due squadre. Sono due fasce opposte, almeno non ci confondiamo. Qua proprio Tarantino ha provato la corsa in avanti, foraggiato da questo rilancio di Lampo, non ha controllato bene. Sacco, Mustaccia, Sadotti, Tarantino allontana, alzando troppo il piede, però il giocatore del Castellammare, non abbiamo ben capito se Peppe Tarantino è stato colpito effettivamente dal piede troppo alto di Musso. C'è anche un giallo.
Giallo per Musso. Adesso la signora Scalzo ha ammonito Musso, ma non fu lui a commettere il fallo e cambia il destinatario dell'ammonizione, perché non era il numero 7, bensì, se non vado errato, proprio Cruciata. Piccolo momento di confusione. Si è arrabbiato molto Mister Mione, che non voleva magari appunto che venisse ammonito uno dei suoi titolarissimi come Leonardo Musso, però al tempo stesso comunque ha, tra virgolette, condannato l'effettivo autore del fallo, che è stato Cruciata. E allora, 21esimo, prima munizione di questo match, calcio di punizione per il San Vito, il giallo l'ha preso alla fine Cruciata, non Musso, si era semplicemente confusa la signora Scalzo. Sandu, Sacco, male, riprende palla di Castellammare, ancora con Colantoni che ha provato il destro, ha avuto un'occasione Castellammare, forse un po' troppo frenetico qui Tony Colantoni. Ancora Sacco a rischiare, riesce stavolta però ad uscire dalla morsa di giocatori azzurri, ma sbaglia il passaggio per Tarantino, che nel frattempo stava andando a cavalcare più fasce medie del campo, più che quelle estremamente laterali. Tocca nuovamente al Castellammare battere questa rimessa con le mani. Siamo arrivati alla metà del primo tempo, 0-0 ancora tra San Vito e Castellammare, pochissime emozioni al Comunale, anche se qualche bella giocata l'abbiamo comunque vista. Non hanno però dovuto fare interventi clamorosi, due portieri. Tiene botta Malik Ba, prova ad andarsene rispetto a una serie di maglie granata, non ce la fa e Tarantino poi mette a segno un dribbling, ritorna perfettamente Malik Ba. Sacrificio puro questo ragazzo che adesso riprende palla dopo un triangolo, colpito alle spalle Malik Ba, giallo per Petrullo. Si arrabbia Mister Colombo con il suo mediano e colpisce alle spalle Ba, che viene sgambettato, e c'è quindi un'altra ammonizione, la seconda della gara, la prima per il San Vito. Ha ammonito Tommaso Petrullo, come dicevamo, acquisto della sessione invernale di calciomercato, viene dal Bagheria Città delle Ville. Ha convinto Mister Colombo e la dirigenza sanvitese dopo l'ottima prestazione nonostante la sconfitta dei suoi qui al Comunale con la maglia ai nerazzurri. E poi adesso è il faro di centrocampo del San Vito, anche se qua si è un po' annebbiata la sua luce e ha fatto un fallo probabilmente anche evitabile su Malik Ba, che ora si rialza dolorante, va al limite dell'area di rigore, non va a saltare, almeno per ora può battere il Castellammare. Pallone che arriva in aria, rimane lì pericolosissimo, Sandu è uscito, poi brutto colpo subito da Sandu, che rimane a terra inerme. Speriamo nulla di grave per il portiere del San Vito. Ha fatto una grandissima parata, ma ha ricevuto un colpo violentissimo sul volto. Adesso subito lo staff medico è andato a medicarlo, c'è un po' di apprensione per le sue condizioni. Si rialza adesso Sandu, brutto colpo, grande parata però, questo non gli si può ovviamente negare. Coraggioso il manifesto del portiere, questo intervento di Yonut Sandu, che ora si rialza, per fortuna nulla di grave, solo un bruttissimo colpo al volto, ma i portieri sono così, sono degli Iron Man travestiti in maniera differente rispetto ai propri compagni. 26esimo, si è ripreso Sandu dopo la grande parata su questo pallone vagante in area di rigore.
calcio d'angolo per il Castellammare. Piena il rigore del San Vito, arriva al centro questo pallone, prova in rovesciata Tarantino, esce il San Vito che ha rischiato un'altra volta, prova ad accendersi la gara, prova a farli il Castellammare, Sandu chiama il pallone, è rimasto avanti lampo, si è ripreso perfettamente Jonut Sandu con questa altra grande uscita, era comunque allerta il portiere del San Vito, anche perché ha rischiato e tanto su questo altro tentativo del Castellammare che prova ad accendersi e prova contestualmente anche ad accendere la gara. La Commare, pallone a metà, va, la riprende Falanga, va, Touré, ancora D'Amico, questo rinaggio per Tarantino che non controlla, c'è Musso un po' più spaccato adesso il Castellammare che però sta mettendo tantissime maglie in linea a metà campo avversaria e adesso avrà un'altra occasione con questo fallo ai danni di Malik Ba che sta giocando più lontano dagli 11 metri, però sta dando tantissimo, il suo apporto sta dando tutto per questa maglia come già fa da diverse stagioni, scoperto dal CUS quasi, anzi più di 10 anni fa, nel 2015, poi una breve avventura in Slovenia per lui, adesso è l'idolo dei Castellammaresi. Pallone che arriva al centro, Sandu in due tempi riceve un altro colpo, non si ferma il gioco, deve andare lontano il San Vito per evitare di rischiare ulteriormente, la riprende poi qua Caronia e la palla è degli azzurri, stavolta era andata a vuoto Sandu, la signora Scalzo non ha avuto esitazioni nel lasciar correre, Tarantino va di nuovo in aria, allontana il San Vito, lotta anche Falanga, cade male a terra la Commare, adesso continua ad essere giocabile il pallone, è arrabbiatissima la panchina del San Vito per queste ultime scelte arbitrali, sta arbitrando a sua volta molto all'inglese la direttrice di gara ennese. Stoppa il numero 8 del Castellammare Pipitone, nel frattempo la palla si è già persa. D'Amico, grande giocata da pivot, poi ha provato ad aprire per Guaiana che nel frattempo si è un po' assopito, prova ad accendersi adesso lui e il San Vito stesso, anche se il Castellammare continua a essere su ogni pallone per ora stato di forma migliore degli azzurri che provano a capitalizzare quello che di buono stanno provando comunque a creare. Ndiaye, Sadotti a cercare Guaiana, sempre a giocare a pivot. Guaiana, c'è il contatto, ma prima ancora c'è un fuorigioco di Simone Guaiana, calcio di punizione per il Castellammare. Stavolta sale bene la difesa azzurra, batte già Pipitone. Tarantino è molto libero perché la Commare stringe tanto le maglie e la difesa, quindi potrebbe ricevere facilmente il numero 3, però non viene visto dagli azzurri, i suoi compagni. L'altro Tarantino, Peppe, apre adesso tutta per D'Amico, controlla il numero 8, ancora D'Amico, va e viene bloccato. La palla comunque è per i Granata. Con la Commare trova Sacco dietro e poi qua alla meglio Tarantino che fa sbattere il pallone sull'altro terzino di competenza su quella fascia oggi, ovvero la Commare, rimessa per il Castellammare, ma mister Colombo vuole che i suoi rimangano lì in zona, vuole portare alta la pressione così come ha fatto bene il San Vito nella zona di mezzo del primo tempo. Poi Castellammare ha preso qualche contromisura. Occhio a Malik Ba, che poteva essere imbeccato da questo lancio in avanti da parte di Pipitone. È più un 4-3-3 quello del Castellammare, con Baccaro che invece di fare il trequartista è uno dei centrali della mediana assieme al 7 e all'8. Musso e Pipitone. Baccaro qua alza questo pallone, Guaiana la tocca e la mette giù, ancora il numero 9 Tarantino,
Controllo, pallone che torna nella sua metà campo, la può tenere a sua volta il San Vito, ancora lo scambio tra Tarantino e Ndiaye, corre all'indietro il numero 6 pressato da Ba, deve spazzare questo pallone, arrabbiato Mister Colombo per questa errata gestione del possesso da parte del San Vito. 31esimo di gioco, ancora Castellammare, ancora con Pipitone lì in zona. Vaccaro, pallone che torna dietro addirittura per Motta. Lampo, la giocata di Lampo, rischiosa ma efficace. Falanga in mezzo a tre, perde palla Falanga, poi Tarantino, finalmente servito per Falanga che si era abbassato, sempre per Touré. Ndiaye, Mustaccia, pallone perso, occhio a Ba che può andare, lo scambio ancora, Ba a destra, arriva al centro del pallone, Sandu la fa sua senza rischiare più di tanto, ottimo controllo da parte del numero 12. D'Amico, bloccato D'Amico, Tarantino e Lampo, poi batte male D'Amico e adesso si fa sentire il comunale. 32esimo concluso, mancano 13 minuti alla fine del primo tempo, 0-0 ancora tra San Vito e Castellammare. Gara per ora con poche emozioni, prova a cambiare gioco qua Pipitone ma non trova nessuno sul versante destro. Confermiamo quel sentore di 4-3-3, 4-5-1 più a volte per Castellammare. Diciamo che il peso dell'attacco, vedendo anche gli interpreti oggi in campo, è ovvio che praticamente per ora tutto sui piedi di Malik Ba, che però sta giocando come un tuttocampista per cercare di aiutare i suoi. Quel rilancio è proprio per D'Amico da parte di Touré, può giocare là con Mare sempre molto alto. Oggi rispetto a Sadotti è il 2 ad essere più spregiudicato. Guaiana, colpito Guaiana, calcio di punizione pericoloso, giallo qui per Tarantino, per Riccardo Tarantino, ha ammonito quindi anche l'altro terzino di Mister Mione dopo Cruciata, giallo anche per il numero 3, 34esimo, si rialza Guaiana, ad avere la peggio addirittura è Tarantino dopo lo scontro con il capitano del San Vito Lo Capo. Un po' di apprensione quindi in panchina per Mister Mione, che ha già mandato a scaldare uno dei suoi giocatori a disposizione in panchina. E allora, calcio di punizione potrebbe essere una grandissima occasione, grande chance per il San Vito. In panca non al meglio Romito Bulades, che al tempo stesso comunque ha un po' di meritato e guadagnato riposo, come lui anche Lucas Chieffo, in vista anche l'ultima gara che probabilmente sarà decisiva per l'accesso ai playoff, in quella di Sciacca al Gurrera, Unitas contro San Vito. Qua al Comunale è finita 1-0 con un'autorete per il San Vito. Sarà importante confermare questo risultato anche nell'ultima gara stagionale per la formazione di Mister Colombo per centellinare l'accesso ai playoff. E allora, intanto pensiamo a questa punizione, pensiamo a D'Amico che si mette sul punto di battuta. 35esimo, fischia scalzo, va D'Amico che fa passare il pallone sotto la barriera. Motta capisce tutto e copre l'angolo. Ci ha preso un po' in controtempo D'Amico, forse un po' a tutti tranne che a Motta, che è stato bravo a capire la traiettoria del pallone. Qua occhio a Falanga, dall'altra parte Falanga per Colantoni, pallone deviato ma non fuori da
Touré che fa una grande chiusura, poi vuole lo scambio, ancora Petrullo, rischia al limite dell'area, riesce a servire Sacco. Touré addirittura va a fare la punta assieme a Guaiana, viene servito proprio lui in profondità, Caronia riprende tutto, passaggio così così per Vaccaro, mette giù Colantoni, può andare addirittura Musso che viene però fermato. A sua volta riparte il San Vito, ora gara un po' più spregiudicata in questa parte finale di primo tempo. La Commare, Petrullo, è rimasto su nel frattempo Touré. Petrullo ha preso il suo posto in difesa, ora rientra a casa base Aziz Kader. Touré già l'anno scorso uno dei punti fissi della difesa del San Vito, che ha visto qualche defezione negli ultimi mesi, forse la più importante è quella di Emmanuel Aouar, che quest'anno ha deciso poi di trasferirsi al Vittoria nell'altro girone di eccellenza. Occhio a Tarantino, grande giocata per andarsene. Tarantino appoggia a Sacco, Sacco cambia tutto a cercare Guaiana che era un pochettino più defilato. Era naturale il passaggio per la Commare, pallone comunque che arriva al numero 2 che prova a fraseggiare con D'Amico, che fa sempre questa giocata di accentrarsi. Prova adesso il sinistro, Motta difende bene lo specchio contando i passi e fermando questo pallone. D'Amico, abbiamo detto, fa sempre questa giocata, fa sempre questa simil finta di andare per vie laterali, poi si accentra, lui continua a alternarsi con Sacco e con Mustaccio in questo triangolo tra centrocampo e tre quarti. Opera sicuramente il prestigiatore, l'abbiamo detto, Mister Colombo, è il soprannome che gli abbiamo affibbiato nel corso dell'anno, nel corso delle gare che abbiamo seguito qui sui nostri canali di Sport Isly. Stiamo per arrivare alla fine della stagione, alla fine di un percorso bellissimo che quest'anno ci ha visto testimoni e anche oratori di tante imprese, di tantissime squadre che fanno sognare i rispettivi tifosi e non solo. Nel corso di ogni weekend il San Vito sicuramente quest'anno è una di quelle, ma anche il Castellammare ci ha fatto divertire, soprattutto questo ragazzo che ora a terra si è preso un altro calcio di punizione. Stiamo parlando ovviamente di Malik Ba, che a ritmo di Brasil fa cantare la torsida castellammarese al Matranga. Proverà a farlo anche oggi. Vediamo se già adesso con questo calcio di punizione lui si mette sempre un po' più indietro rispetto al trenino che si forma in aria. Pallone che arriva al centro, stavolta a mettere una pezza Ndiaye. 39esimo. Battute conclusive di questa prima frazione. Pallone in aria, un'altra volta. Esce Sacco, poi si coordina con Antoni, pallone che non esce, Vaccaro deviazione. E calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Castellammare. Addirittura stava andando Ba a battere, poi viene ripreso. Da Musso. Calcio d'angolo quindi, non riprendiamo il battitore, ci concentriamo sull'area piccola. Ba prova sempre a fare questa giocata, ad eludere la difesa avversaria. Pallone che arriva proprio lì, nella zona più calda del campo. La rimette buona Falanga, c'è Vaccaro in aria, che può girarsi, prova il sombrero, ancora per Falanga, che la mette giù. Sempre l'11, vuole lo scambio con Antoni, mette sul secondo palo Caronia, forse aiutandosi con un fallo, e così calcio di punizione per il San Vito. Castellammare che in maniera confusa ma asfissiante ha provato a mettere in difficoltà il San Vito. Quello che sentite, e se lo sentite in questo momento urlare, è Mister Colombo, che è molto arrabbiato per l'atteggiamento difensivo dei suoi. Ora sta provando col controller a gestirli su questo rilancio di Sandu. Castellammare invece un po' più metodico.
D'Amico prova, pallone per Guaiana che prova ad andarsene, ancora Guaiana. Tarantino, chiuso, rimessa per il San Vito, il pressing casuale ma efficace di Guaiana e soprattutto di D'Amico che però lascia battere alla Commare. Touré, Ndiaye, 41 sul cronometro. Petrullo, si gira. Touré. Sacco. Petrullo. Amico. Sacco. Guaiana. Prova a girarsi. Guaiana. Ancora. Fermato. Pallone che torna ad essere buono per D'Amico che non riesce però a coordinarsi per il tiro. Ci prova invece Touré. Pallone ancora in aria. Guaiana non arriva a controllare perché era in fuorigioco. Era Zaha. Pallone per il Castellammare. Poi qua fallo di la Commare che butta a terra Falanga, o almeno ha provato, poi Falanga a sua volta ha cercato di rimanere in piedi per arrivare su questo pallone. 42 signori sul cronometro di gara della direttrice di gara, della signora Scalzo di Enna. 42 e ancora 0-0 tra San Vito e Castellammare ai piedi del Monte Monaco, forse per l'ultima volta quest'anno, poi chi lo sa. Ancora non abbiamo ben chiari gli accoppiamenti playoff, quindi tutto può succedere, signori, e questo è anche il bello di una categoria così livellata come l'eccellenza, forse mai come quest'anno, con tante squadre di così tanta qualità, e noi, come dicevo anche poco fa, di Sport Easy abbiamo avuto l'occasione e l'onore di poter raccontare tante di quelle partitone, di quei partitasi che ci viene il magone solamente a raccontarli, e ne racconteremo ancora perché mancano 180 minuti, anzi fra poco ne mancheranno 135 alla fine della stagione regolare. Alla fine della stagione per il Castellammare in maniera sicura, per il San Vito c'è ancora il sogno nel cassetto di poter partecipare ai playoff, che poi tanto sogno nel cassetto non è, perché in realtà le ambizioni ormai sono ben chiare per la squadra di Mister Colombo. Vediamo come si andrà a concludere questo campionato. Ci prova Sacco, 4 polmoni per Sacco che adesso cambia per Tarantino, pallone che è in aria, Tarantino piazza il cross, solamente buono per Motta. Sicuro comunque Motta in tutte le occasioni nelle quali è stato chiamato in causa. E adesso Malik Ba prova a correre spalla a spalla con Ndiaye. Ba ancora le giocate da parte del numero 10 che poi rimane a terra dolorante dopo un colpo subito da Ndiaye che probabilmente mette fuori il pallone, parcheggia la sfera fuori dal campo, va subito a sincerarsi nelle condizioni di Malik Ba. 44esimo, un colpo probabilmente al volto per Ba oppure un infortunio casuale per lui. Mancano 90 secondi alla fine del primo tempo. 0-0 ancora tra San Vito e Castellammare. Non abbiamo, o almeno personalmente, non ho aggiornamenti sulle altre partite che interessano veramente a Castellammare. Le abbiamo segnate col Blue Color Playoff, quelle tra Accademia Trapani e Camarat, tra Licata e Sciacca, tra Marsale e Montelepre, tra Partini Caudace e Folgore, e tra San Giorgio Piana e Don Carlo Misilmeri. Ben 6 le squadre che stanno lottando per 4 posti. Oggi potrebbe arrivare la certezza per Camarat e Marsà di partecipare ai playoff, in base ad alcuni risultati anche un po' casuali potrebbe arrivare pure per lo Sciacca. Intanto siamo qui a attendere che si rialzi Malik Ba, e lo fa, va a parlare con Ndiaye. 45esimo, a breve la signora Scalzo darà il tempo di recupero. Gioca il San Vito, la Commare.
Siamo nel tempo di recupero, non abbiamo... Adesso sì, c'è la segnalazione della direttrice di gara ennese, Valentina Scalzo. 2 minuti di recupero a partire probabilmente da qualche secondo in poi rispetto al 45esimo designato dal nostro cronometro per via dell'infortunio a Ba, che già però è in campo. Va col tiro di prima intenzione sul passaggio di Colantoni, l'ha disturbato in maniera provvidenziale Touré. Adesso occhio ad amico, c'è Sacco, può controllare Sacco. Guaiana, mette giù Guaiana, prova a girarsi, ancora Guaiana, a terra un giocatore del Castellammare, D'Amico prova il cross, pallone che termina fuori, si è rialzato nel frattempo Pipitone, San Vito che vuole chiudere in avanti questo primo tempo, siamo nell'ultimo minuto. Sacco può prendere Petrullo che mette il cross al centro, chiude Lampo, ancora touche per i padroni di casa. La Commare, Sacco, Petrullo, decentrato Petrullo, prova a scappare, il campo è finito e allora sarà rimessa con le mani per il Castellammare. Sta per finire il primo tempo, non credo che si giocherà tanto oltre rispetto a questa rimessa laterale che batterà Lampo. E infatti è proprio questa touche la chiosa di questa prima fazione. San Vitolo Capo 0, Castellammare 0, finisce così il primo tempo, a tra poco per la cronaca integrale della seconda parte di questo derby trapanese che per ora non ha alcun vinto e nessun vincitore. Amici di Sportisidi, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti al Vito Di Marco di Cammarata. Questa è Camarat Partinico Audace, gara valida per il 28esimo turno del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Si va da Pane che sfida San Severino, il pallone dall'altro lato a cercare Pisciotta. Pisciotta può calciare, non interviene nella miglior maniera Polizzi. Prima occasione per il Camarat in zona Pierce. Raimondi mette il fisico, Osvaldo apre per Guadalupo, c'è spazio, prova ad affrontare Martignetti, ancora Guadalupo che alza la testa, mette al centro in zona Pierce, poi c'è Pisciotta che tocca, ma non tanto quanto basta per deviare verso la porta di Polizzi. Pallone a cercare Pierce, va giù 30 cose, ora Pierce ha la possibilità di mettere il pallone al centro, a cercare Guadalupo che era stato un attimo preso in controtempo, ancora Guadalupo, il pallone per Pane che calcia, pallone fuori, aveva caricato il destro Michele Pane per cercare la porta di Polizzi. Giocata corta da Osvaldo, ancora Osvaldo che la mette al centro da Pierce, colpo di testa di Baio, fischia Simonelli, movimento di Pisciotta, Pane calcia, pallone fuori di poco che ha dato l'illusione del gol ai tifosi del Camarat. Ledesma si va da Pisciotta, si inserisce Pierce, pallone che resta lì, Polizzi esce, Pisciotta di testa, pallone che resta in zona Cuffaro che tiene palla, Cuffaro scivola, riesce a dare pallone a Ledesma, poi Osvaldo, Pane, Guadalupo calcia, Polizzi a Pane a cercare Ledesma, Mirabelli può intervenire sul pallone nonostante Martignetti, poi pallone che va in zona Pisciotta e grande intervento di Polizzi che dice ancora una volta no al Camarat. Martignetti
pressato da Pierce, pallone calciato in avanti a cercare Di Giorgio, Mirabelli alza il campanile a cercare Pierce che di petto appoggia la Guadalupo, c'è spazio per il numero 7, si va da Osvaldo calcia, Polizzi! Si rialza, Caronia può calciare, carica il destro, ci ripensa, poi perde il pallone, allora Pisciotta può correre, può imbeccare Pierce che sfida Martignetti, Pierce sportellata, Pierce finta, Pierce calcia! Pallone che termina sul fondo, l'ultimo tocco è proprio dell'attaccante numero 9, Pane, finta di movimento, chiede a qualcuno dei suoi di staccarsi, poi qua Baio non proprio in maniera ottimale, Alfano senza fallo, pallone verso Caronia, calcia, Dolenti alza lo sguardo e torna da Capitan Baio che potrebbe affidarsi a Cuffaro, invece calcia in avanti, attenzione che cade 30 Coste, pallone per Pisciotta, rovesciata, pallone che termina sul fondo, però ha provato la giocata allo scoccare dell'ora di gioco Pisciotta, Cracchiolo si allarga, calcia in avanti a cercare Pisciotta, Trifilo ingaggia il duello, ancora Pisciotta sfida Trifilo e anche Alfano, bravissimo qui Pisciotta che calcia, Polizzi, Pierce, Nacho Pierce, vantaggio del Camarat al 63esimo minuto, il solito Nacho Pierce che fa 17 in campionato, Camarat 1, Partinico Audace 0 al 63esimo minuto, Nacho Pierce mi stretta, interviene Cuffaro, può calciare in avanti a cercare Pierce, il passaggio non è dei migliori, però il numero 9 ci arriva, allora Pisciotta sfida Raimondi Di Mercurio, mette al centro d'esterno Pierce, manca l'appuntamento col pallone, pallone messo al centro a cercare Mendes, esce Dolenti, ancora Mendes, il gol del pari, ha pareggiato Mendes proprio nei minuti di recupero, arriva la beffa per il Camarat e finisce qui. Camarat e Partinico Audace si dividono la posta in palio, succede tutto nella ripresa, al gol di Pierce al 63esimo minuto risponde in pieno recupero, al primo minuto di recupero Mendes ed è 1-1. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi purtroppo l'ultima giornata di campionato Serie C1 Girone A che vede scendere in campo il Palermo Futsal Club, già salvo, ricordiamo, è l'Isola Calcio a 5. Madonia, esce fuori Lowati che adesso va a prendersi questo pallone contro Di Noffi, Lowati può calciare, mette dentro per la Fiura e Giambona si parte con Madonia che cerca la porta, il palo, poi Girgenti non riesce a calciare, poi la ruleta con la Fiura, però Giambona, poi Arato sponda ancora una volta per la conclusione di Giambona e poi Super San Martino, donde la palla no look, Arato, poi Butera, ottimo qui, grande contrasto, poi la Fiora rischia tanto, Arato che fa il gol secondo me tanto evitabile, 0-1 Isola, importanti dal punto di vista personale. Tanto Gennaro vince il duello con Giambona, Gennaro addosso di Nolfi, Gennaro ancora e il gol col sinistro e poi dedica speciale praticabile Gennaro che sbaglia la prima ma non la seconda, poi il cuore verso la fidanzata Giorgia e applausi di tutti. Bastire una giocata, lo fa adesso Gennaro, la sponda, Lovati ci crede ancora e poi il tocco, capire anche la centralità di questo giocatore, intanto di Carapa sul destro e San Martino vede molto bene, sempre spaccata con Giambona, un po' l'azione, buono nel dribbling, c'è Meli, la Fiora dall'altra parte, mette sul secondo palo Gennaro che non riesce ad impattare, addirittura Lai che scivola nella porta avversaria, Meli, ottimo qui a girarsi sull'anticipo di Delisi e poi il gol di Ruggero Meli, subito, improvviso, si è girato magnificamente e poi trova il 2-1, palla sulla Fiura che cerca la conclusione, palla fuori, una volta potrebbe allargarsi, lui lo fa, infatti col pallone cerca la porta, ma dove l'ha messa Madonia, non può fare nulla, veramente
Giovanni San Martino sotto l'incrocio 2-2. La Fiura, c'è largo, Lowati e poi Adinolfi, palla che rimane lì, Lowati sulla linea lato. Trova uno spiraglio, si appoggia su Girgenti, bella idea ancora, Madonia, tocco morbidissimo e va bene così perché 2-3. Fischio non arriva adesso Mosca e poi la palla entra in porta, fortissimo, attraversa gol ed Meli se la costruisce e calcia e la palla esce fuori veramente di pochissimo. Fida e salta nettamente Lai, poi cerca il mancino, ottima invece la risposta di San Martino, come sempre oggi sta facendo una gran partita. Delisi ancora, secondo palo, e poi Giambona che non l'ha buttata lontano ed è 2-5. Allora ancora una volta Monderlo Wadi fa tutto da solo, poi la Fiora e arriva anche il 25esimo gol in stagione per il capitano del Palermo, che questa volta non esulta. Bologna, rilancio su Megna che blocca e poi la Fiura, ma va bene così perché finisce la partita, vince l'Isola, l'ultima di campionato contro il Palermo Futsal Club con il risultato di 3-5. Corto il corner, poi pallone che viene scodellato in mezzo, poi colpo di testa, miracolo da parte dell'estremo difensore, secondo miracolo dell'Athletic. Cercato il compagno sulla corsia di sinistra, poi scambio, pallone che viene cercato in mezzo e poi fallo di mano e grande occasione subito per l'Athletic di portarsi in vantaggio. Va con il tiro e miracolo da parte dell'estremo difensore del Castelvetrano che tiene in gioco la squadra. Corner battuta a cercare il numero 8 che era tutto solo. Poi altra palla interessante per l'Athletic che vuole assolutamente presentarsi alla corte. Altro pallone interessantissimo. Punizione battuta, cercare i compagni in mezzo, poi spizzata di testa vincente e Athletic che sblocca finalmente il match. Corner battuto, poi pallone pericoloso, palla tra i piedi di Manzella che lancia lungo verso Greco, che riesce ad intercettare il pallone e a metterlo in mezzo. È grandissima occasione, ma palla che rimane ancora lì e poi tiro e questa volta però trova il gol l'Athletic Club Palermo e lo fa subito. Ecco, lo trova, poi scambio con Vitale, tutto regolare secondo il direttore di gara, rimane Vitale a terra, però Greco prova a farsi spazio e direttamente tira. Dato il risultato del doppio vantaggio, nel frattempo però grande occasione per l'Athletic, lancio lungo per il Castelvetrano, esce male Ferraro, si riapre improvvisamente la partita proprio nei suoi ultimi minuti. Corner battuto, poi colpo di testa, Ferraro ci arriva. Prova a scattare palla al piede il numero 16 dell'Athletic, che poi scambia con Pace, che chiude definitivamente il match. 3-1 al velodromo Paolo Borsellino.
Tutto pronto per ricominciare qui dal comunale di San Vito Lo Capo ai piedi del Monte Monaco. Ancora oggi non abbiamo visto marcature. 0-0 tra San Vito e Castellammare. C'è un problema per quanto riguarda la porta, che in questo secondo tempo deve difendere Sandu. Un buco notificato prima da uno dei due assistenti della direttrice di gara di oggi, ovvero la signora Valentina Scalzo della sezione di Enna. Accanto a lei come guardaline il signor Mattia Boris Rizzo della sezione di Agrigento e il signor Marco Mirabile di quella di Palermo. Quindi si perderà ancora un po' di tempo per capire un pochettino come sistemare questa situazione. Intanto però abbiamo quindi la possibilità di andare a ricordare i 22 che sono scesi in campo dal primo minuto e che lo faranno anche a partire dai secondi 45 minuti, perché non noto sostituzioni né da una parte né dall'altra. Il San Vito si schiera con un 4-2-3-1 agli ordini di Mister Colombo. In porta Sandu, poi la Commare, Turendi, Aie e Sadotti in difesa, Mustaccia e Petrullo alle spalle della linea di tre quarti campo composta da Tarantino, D'Amico e Sacco, che danno supporto offensivo al bomber Guaiane. Per quanto riguarda il Castellammare, l'abbiamo disegnato con un modulo simile: Motta in porta, Cruciata, Caronia, Lampo e Tarantino dietro, Mus, Pipitone come mediani, con Antoni Vaccaro e Falanga alle spalle di Malik Ba. Inizia la ripresa con il primo possesso per i padroni di casa, che ricordiamo sono ancora in piena lotta per arrivare tra le prime 5 di questo campionato. Sono pari merito con la quinta, ovvero il Partinico Audace, con 47 punti a referto. Assieme a loro c'è anche il San Giorgio Piana con lo stesso punteggio. San Vito che comunque ricordiamo che ha un punto di penalizzazione assegnatogli a causa di quello che è successo quel pomeriggio del Dino Liotta, dove dopo alcune situazioni spiacevoli nel tunnel che portava gli spogliatoi, all'intervallo la squadra di Mister Colombo ha deciso di non scendere più in campo e il giudice sportivo ha dato ragione al Licata, dandogli il 3-0 a tavolino e un punto in meno al San Vito. Occhio che adesso riparte la squadra di Mister Colombo, anche se sbaglia il passaggio decisivo D'Amico. Tarantino può cavalcare lì la zona che adesso è di Malik Ba, che prova il sombrero su Touré, che si aiuta anche un po' con il braccio, ma riesce comunque a riprendere il pallone anche con l'aiuto di La Commare. Vaccaro mette giù il pallone, lo prende Pipitone, lo fa Lampo, che rischia poi sul pressing avversario. Sacco in ritardo, colpisce il numero 6, giallo, estratto dalla signora Scalzo. Altra ammonizione di questo match per quanto riguarda il Castellammare. Pensate che è la terza dopo i due terzini, Cruciata e Tarantino, anzi pardon, per il San Vito è la seconda dopo quella di Petrullo. Ne ha altre due il Castellammare che abbiamo appena decantato. Rimane a terra Dorante Lampo, che non è al meglio, ricordiamo, dopo la scelta del suo mister Mione di lasciarlo in panchina nell'ultima gara contro il Licata. Formazione un po', diciamo, stravolta da tecnico del Castellammare, che ha cambiato diversi interpreti rispetto alla gara di 8 giorni fa in casa contro i campioni di questo campionato di eccellenza, ovvero proprio il Licata di Mister Bonfatto, che attualmente sta giocando in casa a Liotta contro lo Sciacca, un match che interessa particolarmente ovviamente al San Vito, in quanto lo Sciacca è lì in quarta posizione e tra le squadre che vantano ovviamente la possibilità di accedere al prossimo raggruppamento dei playoff. Poi adesso sul secondo palo esce Touré. Sarà ancora del Castellammare questo pallone. Noi vi ricordiamo ovviamente che settimana prossima si chiude il campionato di eccellenza
solamente il San Vito ha ancora un obiettivo da portare a casa, perché Castellammare ormai è sicuro di non retrocedere, è sicuro di non poter salire. Quindi saranno ultimi minuti, un po' di testo, un po' di prove per la formazione di Mister Mione, anche in vista della prossima stagione, che sarà nuovamente in eccellenza, a meno che di straordinari eventi, che speriamo ovviamente non accadano, sia in negativo alla piazza di Castellammare, perché è una di quelle che hanno un cuore pulsante per il pallone e per il calcio nostrano, quello che seguiamo, quello dilettantistico, che dobbiamo sempre più approfondire, sempre più edulcorare in queste domeniche di gara. Occhio a Malik Ba che se ne va. Ba prova a mettere il sinistro al centro, viene però bloccato prima ancora che potesse farlo. Tarantino allora a cercare subito una mossa da parte dei suoi. Ancora Castellammare sul versante di sinistra, ci prova Musso a creare qualcosa, ottiene solamente una rimessa laterale. C'è ancora Tarantino, si riempie sempre di più l'area di rigore del San Vito. Poi ancora Musso, se ne va, la giocata, vede Falanga che va col sinistro, murato alla Poché. San Vito prova a farlo con Guaiana, rischia il numero 9 ma riesce comunque a arrivare su questo pallone, poi lo perde però D'Amico. Colantoni è su ogni palla in questo momento e adesso prova ad andarsene in San Vito con Peppe Tarantino che viene bloccato, spunta ad aiutarlo però Sadotti a sua volta, è bravo Caronia ad anticipare tutti. Sandu, Touré, Petrullo alza il destro a cercare avanti Guaiana che non riesce, ma neanche di tanto però, a tenere il pallone in campo. C'è un cambio per il San Vito. Dolorante esce al campo D'Amico. Dal suo posto mi sembra stia per entrare Chieffo. Non ha tante soluzioni in panchina Mister Colombo. Gli altri due giocatori arruolabili di movimento sono Bulades e Finelli. Finelli che ha trovato il gol in questa seconda parte di stagione con il San Vito. Bulades, che lo conosciamo, è un talento incredibile, anche se ha avuto qualche problema nelle ultime settimane, quindi per questo motivo non parte dall'inizio in quella che è una gara che lui ha deciso nel girone di andata con la doppietta. Poi Falanga viene bloccato, allora può ripartire il San Vito con la corsa di Ndiaye. Ancora Ndiaye, alza questo campanile, lo ferma però Lampo, gira a sua volta qui Pipitone, può metterla giù Tarantino, c'è una lotta serrata con Vaccaro, alla fine esce Musso che si accentra, Musso va dove c'è Ba, tacco fortuito, buono ancora il pallone per Musso. Incredibile come Malik Ba abbia ritrovato Musso, se la ride il numero 10 che con un tacco sicuramente elegante da vedere ma tutt'altro che volontario aveva riservito al limite dell'area di rigore Leo Musso che stava per fare male. Tanti giocatori che si stanno preparando per Mister Mione, tra cui anche Messina, che non ha avuto pace nella parte finale di stagione, uno dei maggiori talenti della piazza di Castellammare già da qualche anno. Purtroppo per lui quest'anno è stato falciato da infortuni. Lampo a cercare Falanga che anticipa Touré e si prende il fallo. Poi tutto fermo, aveva battuto velocemente il Castellammare ma un pochettino più avanti rispetto a dove era avvenuto il fallo. Era inoltre a terra Falanga
e quindi la signora Scalzo ha deciso di anticipare tutti, fischiare e poi regolarizzare meglio questa battuta. Scodella che arriva al centro, tutti a vuoto, non la tocca neanche Tarantino, tantomeno Ndiaye, e allora rimessa per Sandu che ha fatto una grande parata nel primo tempo, in uscita bassa, ha ricevuto un colpo violentissimo sul volto, ci aveva fatto un po' spaventare, poi si è subito ripreso il portiere di origini rumene, Ionut Sandu. Buono per Castellammare che può andare, occhio ancora a San Vito però, con Mustaccia. La Cummare. Petrullo a cercare avanti Sacco, non c'è nessuno nel campo di Sandu che adesso viene riempita da alcuni suoi compagni, da Malik Ba soprattutto, che porta avanti il pressing, poi Touré, Petrullo, Ndiaye rischiando e infatti perde il pallone. Occhio a Malik Ba al limite, Ba scambia con Falanga che è in aria, Falanga prova a liberare lo spazio per il sinistro che parte, non c'è tocco con il braccio da parte del giocatore del San Vito che si è opposto alla conclusione di Falanga. Ancora Castellammare sempre con Cruciata, Pipitone, un controllo forse di troppo per lanciare in avanti. L'errore di Ndiaye stava per liberare campo al Castellammare con Falanga che forse ha perso un po' troppo tempo, però al tempo stesso non possiamo dire che non abbia fatto bene a provarci. Colantonio. Che viene girato non in maniera corretta da un San Vito comunque che non sta mostrando la solita lucidità in termini di possesso e di pressing. Non è un periodo super felice dal punto di vista dei risultati per la squadra di Mister Colombo, come dicevamo nell'ultima parte di stagione ha avuto qualche flessione di troppo, qua cade a terra Sacco, poi qualche parola di troppo con Rocco Vaccaro, è subito ripreso Sacco, fallo di Vaccaro, anche se qua forse Sacco ha approfittato del tocco per ottenere questo calcio di punizione già battuto. La palla è per il San Vito con Chieffo, Touré, Ndiaye. Non abbiamo pienamente capito che qua nel tempo Guaiana ci pensiamo dopo a fare il conto tattico per quanto riguarda Mister Colombo. Sacco mette il pallone al centro dove c'era Tarantino che per poco non tocca. Dicevo appunto, con l'uscita di D'Amico toglie un elemento della tre quarti campo Mister Colombo e inserisce Chieffo che è un centrale che può fare anche il mediano, però i due centromediani appunto mi sembrano essere rimasti Mustaccia e Petrullo, con Sacco che però spesso e volentieri si abbassa proprio al posto del 10 che va a fare il riferimento centrale adesso alle spalle di Guaiana assieme a Tarantino, quindi c'è Sadotti che fa l'esterno alto, proprio qua Sadotti viene cercato da Guaiana, si è abbassato ovviamente Chieffo e a sua volta Ndiaye va a fare il terzino di sinistra che è il suo ruolo originario come l'abbiamo conosciuto dal suo arrivo qui a San Vito. C'è un cambio per il Castellammare, vediamo chi è pronto ad uscire. Sicuramente ad entrare è il numero 16
Mattias Lobosco, che si è guadagnato la titolarità nel corso delle ultime uscite per un'ottima costanza di rendimento. Oggi anche un po' di meritato riposo, visto che, come dicevo poco fa, il Castellammare non si gioca più nulla se non l'onore di portare a casa punti pesanti dal punto di vista proprio della gloria e della rivalità neanche troppo accesa in realtà, ma che rimane, che permane territoriale con il San Vito. Esce Cruciata, che era già ammonito, cambio abbastanza tattico per mister Mione, che si mette in sicurezza in vista di un finale che si preannuncia comunque rovente. Guaiana per Tarantino, pallone per Mustaccia che non arriva però al controllo, bloccato da Lobosco proprio, che quindi come primo intervento difensivo preventivo comunque si fa ben riconoscere. Qua rischia Pipitone, pallone buono per Sacco, allontana Caronia, rimessa per il Castellammare. L'ultimo tocco è stato proprio di Sacco su questo rilancio di Caronia disperato dopo l'errore in fase di possesso, in fase di prima impostazione del Castellammare. Occhio a Tarantino, pallone buono per Mustaccia, Guaiana è in aria, Guaiana non esulta per il suo passato a Castellammare, ma Guaiana fa esultare il suo popolo e avanti il San Vito. E sentite le trombe, si è svegliato il comunale ai piedi del Monte Monaco, si leva un urlo, è quello di Simone Guaiana, il 12° stagionale e l'ennesimo qui davanti ai suoi tifosi che ormai lo vedono come una divinità. Non ha esultato però proprio il 9, visto che negli ultimi anni ha anche giocato spesso e volentieri con la maglia del Castellammare. Non è l'unico ex della sfida, però ovviamente riconosce il suo percorso con la maglia azzurra e infatti viene anche applaudito da coloro che lo hanno apprezzato tra le proprie fila, anche se qua il gol arriva da un errore difensivo ancora una volta da parte del Castellammare, ma in generale una gara viziata da diversi errori tecnici, soprattutto in prima impostazione. Ne ha approfittato il San Vito. Tarantino, pallone per Guaiana, Motta esce e fuori dai pali per il portiere, pallone per Tarantino che stoppa, è ancora giocabile la sfera, tanta confusione alla fine. Motta prende e dice: a posto, ci penso io. Allontana il portiere del San Vito, la Commare. Guaiana, pallone buono per Mustaccia, poi c'è un tocco con il braccio di Lobosco. Pronto un cambio per Mister Colombo, vediamo se verrà effettuato adesso oppure fra qualche secondo dopo questo calcio di punizione a favore. E avanti il San Vito, ha segnato il capitano Guaiana, 12° gol nella regular season di questo campionato di eccellenza. Attendiamo ancora la battuta, non si è fatto il cambio che probabilmente vedrà entrare in campo Finelli tra le fila del San Vito. E se Finelli
Richiama la barriera Motta, a battere sarà Petrullo. Va Petrullo, colpisce la barriera, vorrebbe un tocco con il braccio di questa, ma non c'è nulla. Touré alza il campanile, allontana, poi Castellammare. Adesso vediamo se verrà notificato il cambio. Dai, va lontano, cercare Mustaccia, che è sempre una spina nel fianco per i difensori avversari. Poi Tarantino, c'è un fallo, un altro. Adesso sta aumentando i giri del motore San Vito. Aspetta ancora Finelli, dovrà aspettare ancora un po'. 65esimo, pallone San Vito. Tanta confusione in aria, può battere però Mustaccia al centro a cercare Guaiana. Pallone che termina fuori, c'è la deviazione di Motta e quindi calcio d'angolo. Non è riuscito con i tempi giusti Motta, però ha sventato il colpo di testa di Guaiana. Adesso tocca nuovamente a Mustaccia dall'altra parte del campo. Guaiana in aria con Tarantino, la Commare Touré, pallone proprio per la Commare, a vuoto Tarantino, pallone che passa, spunta Mustaccia. Era però in posizione di fuorigioco. Adesso viene notificato il cambio. Fuori Sadotti, se non vedo errato. Chief. Allontanato, arriva cattivo Ndiaye. C'è Tarantino, le giocate del 19, Tarantino arriva in aria, non è deviato, ancora Petrullo a mettere ordine, Sacco vince un break, va a destra, ancora Sacco, dopo 1-2, viene fermato, sarà rimessa dal fondo. Già battuta, rimessa al Castellammare che prova ad attaccare la profondità con Malik Ba. Sandu. Sinistro. La riprende adesso. Non è entrato in casa castellammarese, ovvero Angelo Ligotti. Qua passaggio impreciso, la riprende Tarantino. Tarantino, la giocata, ancora a liberarsi, viene bloccato una volta il suo cross. Ci riproverà sicuramente il numero 3, stavolta arriva più lontano il pallone, ma è sempre deviata, però calcio d'angolo per il Castellammare, diciamo appunto è l'entrata in campo di Ligotti, lui titolare nella gara contro il Licata, anche lui piano piano sta prendendo sempre più fiducia. Attendiamo quindi la battuta del Castellammare, arrivati al 69esimo di gioco dei 90 previsti per questo secondo tempo. Pallone al centro, sul secondo palo è spuntato Lampo, colpisce un suo compagno.
Allora, rimessa per il San Vito, qualche protesta, sponda Castellammare. Diaie. Petrullo. La Commare. Kiev. Petrullo, molto basso. Touré ancora. Kiev. Pressato da Malik Ba. Va ora dove c'è la Commare. Poi si scorda il pallone Petrullo. Ancora Malik Ba. Sempre Ba. Attorniato da Maglia Granata. Ba deve girare, lo fa adesso forse con un po' di ritardo per Ligotti. Poi scivola Tarantino. La riprende Lo Bosco. Ancora Ba. Si fa carico dell'azione. Ba al limite, bloccato da Ndiaye che poi aumenta la lettone e riesce a scappare via. Guaiana attende Finelli, pallone per l'11, Finelli, la giocata, fallo sugli S Finelli. Arriva minacciosa la direttrice di gara alle parti di Lampo, ma non c'è cartellino per il centrale del Castellammare. 70 sul cronometro di gara. Mancano 20 minuti alla fine dell'ultima gara di regular season qui al Comunale di San Vito Lo Capo e per ora il punteggio sorride ai padroni di casa. Ovviamente ha fatto gol Guaiana. Kiev. Uno, due, il pallone ancora buono, arriva Tarantino e controlla, Tarantino insiste, prova il destro, Murato, ma sempre il 19 sul pallone, scarica, Mustaccia, non va al tiro, viene colpito, non c'è niente, si lamenta il pubblico, ma non c'è nulla per la signora Scalzo, forse con Mustaccia ha cercato un po' l'esperienza di prendersi questo rigore e viene ammonito per simulazione. Dai, aspetta qui, raga, vai! Ancora meno, di più, vai, 72esimo, terzo giallo per il San Vito, dopo Petrullo e Sacco, ha ammonito anche l'altro uomo del centrocampo sanvitese, ovvero Mustaccia. Battuta rimessa nel frattempo da Lo Bosco, Mustaccia gira, ormai gioca praticamente in attacco, il numero 10, Sacco aggredisce un avversario, poi pallone che arriva al centro, Sandu, chiamata ad uscire dal suo centrale Lucas Chieffo, come dicevamo oggi, sia per fare un po' di turnover, sia per far giocare chi magari gioca meno, sia per qualche problema muscolare, qualche noia dal punto di vista della forma fisica di troppo per Chieffo. Oggi è partito dal ruolo di panchinaro, ora torna a essere decisivo lì in difesa. Qua anche Finelli subentrato, riprende poi Petrullo che torna dietro le parti di Sandu. Touré, Kiev, alza la palla Chieffo, tacco di Mustaccia, colpito in volo, calcio di punizione per il San Vito quando siamo al 73esimo. C'è anche un altro cambio, pronto per il Castellammare, esce Baccaro. Al 74esimo. Al suo posto entra Simone Vitale, terzo cambio comandato da mister Mione. Rimangono in panchina Di Paola, Di Leo, Cagliozzo e Messina. Messina, vedete lì,
che guarda guardingo, compassato i suoi compagni, starà meditando, starà aspettando qualcosa. Fatto sta che siamo al 74esimo, il pallone è sempre buono per il San Vito, anche se qua viene lanciato via senza alcuna logica da Kiev. Infatti si arrabbia Mister Colombi. Ora Kiev prova a rimediare, vince lo scontro fisico con Vitale, poi Lobosco, poi Tarantino mette giù, Tarantino apre per Mustaccia che entra in aria, Mustaccia di prima, esterno della rete. ...75 sul cronometro di gara, secondo più, secondo meno. Rimessa per Tarantino, batte Castellammare cercando di trovare quello spiraglio che però non sembra ancora una volta perseguibile. Il ragazzo di Mister Mione sta chiudendo bene le maglie il San Vito, che adesso deve stare attento. Sacco in rovesciata a allontanare, prova a schiacciare dietro gli avversari la formazione di Mister Mione quando siamo arrivati ora nel corso del 76esimo di gioco. Pallone che arriva in aria, Kiev non benissimo, palla avanti alla porta, fermato da Sandu, ma è tutto fermo, il pallone è uscito, calcio d'angolo. Ancora una volta Sandu ha fatto un miracolo, subisce un altro colpo al volto, stavolta ci ha provato Malik Ba, non c'è pace per Sandu. Seconda grande parata, secondo colpo violento al volto. Siamo nel corso del 76esimo di gioco. Ora 77. Si rialza Sandu dopo l'intervento anche dello staff medico del San Vito. Deve andare ora la formazione ospite. Sandu con i pugni, 2 volte con i pugni allontana. Non lascia nulla al caso Yonut Sandu. Rimessa per il Castellammare. Il San Vito prova a difendere questi 3 punti che possono rivelarsi utilissimi nella lotta per conquistare le prime 5 posizioni e quindi i playoff. Castellammare invece vuole chiudere con onore questo campionato e cercherà in tutti i modi di rovinare la festa ai cugini. Qua Ba è in aria, fermato! Non c'è fallo su un giocatore del San Vito che è rimasto a terra e Ba ha avuto la grande occasione per pareggiare. Stavolta non si è opposto Sandu, bensì un centrale, probabilmente Chieffo. 78esimo. Poi signora Scalzo va dalle parti della panchina di Mister Colombo, che non stava cedendo ancora il pallone. Che però già è stato riconsegnato al Castellammare. Tarantino sul punto di battuta di questa rimessa con le mani.
Andrà il 3, arriva al centro del pallone, esce Chieffo, ma prima c'è un fallo su un giocatore del San Vito. '79esimo che sta per chiudersi, fra poco entreremo nello spicchio finale di questo match, l'ultimo, ricordo, qui al Comunale di San Vito Lo Capo per quanto riguarda la regular season per il San Vito stesso. Va lontano Sandu. Poi lotta Colantoni, colpito da Petrullo che ha anche rischiato perché era già ammonito. E batterò del Castellammare sempre con Musso. Pallone che adesso torna di nuovo in aria, la mette giù però Sandu attendendo l'arrivo di alcuni giocatori del Castellammare. Non l'aveva stoppata Sandu e quindi poteva fare un po' quello che voleva con questo pallone che adesso rilancia lontano. Sacco a vuoto, la tocca ancora Musso con Antonio anticipato, Tarantino prova a mettere giù ma viene fermato bene soprattutto. Occhio però sempre a San Vito che riparte con Tarantino, cavalca palla al piede, si chiudono le maglie, Tarantino prova a mettere il pallone al centro, calcio d'angolo per il San Vito che prova a stare avanti, prova a vivere questo finale con più serenità. Tarantino, cross che arriva al centro, arriva deviazione, Guaiana spara altissimo, era tutto buono. Ha vissuto sicuramente momenti migliori quest'anno il bomber del San Vito, che ha avuto la grande occasione per chiudere il match probabilmente. Sbaglia però la cosa più facile dopo un aggancio comunque da non sottovalutare, poi spara altissimo. Motta aveva chiuso con particolare propensione alla parata la porta, Guaiana viene colpito alle spalle. A terra ancora il capitano, 82. Cambia gioco Chieffo, Ndiaye, subito pressato, pallone che scotta e lo manda lontano, la può prendere Motta e allora ancora Castellammare, che l'abbiamo detto, a questi ultimi 8 minuti più recupero per cercare di rovinare la festa a San Vito. Ancora buono per gli azzurri, che provano ad andare lì sul versante di destra, lotta, bene Vitale, riprende palla, occhio a Castellammare, pallone che arriva al centro, passa tutta l'area di rigore. Ci ha provato qui Ligotti e c'è però una deviazione e quindi touche per gli azzurri che rimangono in zona offensiva. È pronto un altro cambio per Mister Mione, vediamo chi esce. Si avvicina verso la panchina Lampo, che però è solo per dissitarsi. Rimandato il cambio del Castellammare, prima che arriva al centro, tutti a vuoto, c'è un fallo però ai danni di un giocatore del San Vito. Ora mi sa che potrà essere effettuato il cambio, potrà essere effettuata la sostituzione. Ad uscire tra le fila del Castellammare e Tarantino.
Adesso attenzione perché volano parole tra la panchina del Castellammare e quella del San Vito. È uscito Tarantino, ma abbiamo ben capito chi è entrato, anche perché si è aperto un leggero parapiglia già sedato. Era ammonito Tarantino, quindi sicuramente per preservare il terzino da un'eventuale ulteriore ammonizione viene allontanato un componente della panchina del San Vito che ha alzato i toni nei confronti di un membro della panchina del Castellammare. Continuano queste discussioni. È entrato nel frattempo Cristian Caiozzo. Nel Castellammare, quarto cambio, si prepara anche il terzo portiere dei Castellammaresi, ovvero Vincenzo Di Leo. Probabilmente non entrerà quindi Di Paola, che le ha giocate praticamente tutte. Forse c'è anche spazio per il giovane Di Leo per fare esperienza anche nella categoria. Allontanato quindi un componente della panchina del San Vito. 85esimo in corso dei 90 previsti, anche se si è perso praticamente un minutino, poi in più ci sono i cambi, credo proprio che si andrà ben oltre il 90esimo. Sandu con la solita andatura danzante va dal Guaiana che prende palla, Sacco prova a girarsi, ancora Sacco, la riprende il San Vito, pallone per Mustaccia, poi Guaiana anticipato l'ultimo tocco è di un giocatore del Castellammare. Pronto il cambio, quindi per il Castellammare, ma si batte Sacco, pensa al tiro Sacco, poi arriva il destro di Tarantino, deve fare una corsa al contrario Sacco e riesce ad andare alle parti di Lacommare che prova a mettere un traversone. Tarantino in aria, controlla, vuole, Guaiana a rimorchio, non lo ottiene, insiste però Mustaccia. Per Castellammare c'è il fallo ai danni di Vitale da parte di Touré. Pronti per entrare anche Di Leo e Messina nel Castellammare. Occhio a Sacco che vince un duello a centrocampo. Arriva il fallo commesso qui proprio da Vitale. E allora, adesso arriva finalmente doppio cambio del Castellammare. Dentro quindi Di Leo. A tempo fuori anche Tarantino. Dentro Nicolò Trapani. Non entra invece Messina. Bravo Leo! Vieni, noi attaccati, raga! Attaccati all'uomo! È uscito Tarantino, è entrato Trapani, ricordo, nel San Vito. Fuori invece il portiere Motta. Ottima prestazione comunque di Motta, sicuro degli interventi che doveva effettuare. Ha dato in generale abbastanza calma al reparto. Poi Ndiaye, pallone che ha provato a mantenere in campo il numero 6, rimessa per il Castellammare, quindi 89esimo in corso dei 90 previsti più eventuale recupero di questa gara tra San Vito Lo Capo e Castellammare. È finita!
Si attende la palla qui. Petture non dà sicuramente velocemente ad Abdou Ndiaye. Bah. Vitale. Cambia gioco Musso. Poi è messo giù. Anche se con Antoni non controlla. C'era proprio Cagliozzo a servirlo. Deviazione qua di un giocatore in maglia granata. Mustaccia. In pallo. Ha toccato per ultimo. 90esimo, ci prova ancora il Castellammare. C'è il fallo commesso qui da Malik Ba, che si sbarazza con l'utilizzo delle braccia di un suo avversario. Calcio di punizione netto. Ricordiamo che il San Vito chiuderà il suo campionato, la sua regular season, con la sfida playoff per l'accesso ai playoff in casa dello Sciacca al Gurrera. In ogni caso sarà uno scontro diretto, al netto di quello che sta succedendo anche negli altri campi in questa domenica d'eccellenza, che vede 8 gare, tutte in contemporanea, tutte alle ore 17. Lo sarà anche la prossima. Qua c'è il fallo, un altro di Malik Ba. Castellammare invece, che è certo di chiudere la sua stagione settimana prossima, e lo farà in casa contro il Marsala nell'ultimo derby trapanese di questa stagione. Derby trapanesi che in generale comunque in trasferta sono sempre risultati indigesti al Castellammare. Oggi ha provato quantomeno a cambiare questa tradizione e ci proverà fino all'ultimo. Siamo al tempo di recupero. Guaiana. Fallo ai danni di Guaiana. Dovrebbero essere 5 i minuti di recupero segnalati dalla signora Scalzo. Si giocherà probabilmente fino al 95, forse qualcosa in più, visto che il San Vito sta perdendo un po' di tempo nel battere questa punizione. Non credo che andrà verso l'area piccola, probabilmente si accontenterà di tenere il pallone lì, vicino alla bandierina. E infatti fa proprio questo. Guaiana, 2 su di lui. Guaiana prova ad andarsene, ottiene non il calcio d'angolo, bensì perde il pallone. Rimessa al fondo. Allontana Di Leo. È sempre buono per il Castellammare, solo per un attimo in realtà, perché poi Vitale non riesce a tenerlo giù bene. Siamo ormai praticamente nelle battute finali di questo match, che ricordiamo è valido per il campionato di eccellenza, la penultima giornata. Si chiuderà la regular season settimana prossima. Abbiamo già detto gli impegni di San Vito Lo Capo e Castellammare, quindi San Vito che sarà impegnato a Sciacca e Castellammare invece riceverà in casa il Marsala. Gare importantissime queste per la zona playoff. Castellammare quindi proverà a fare il guastapeste in questo recupero per il San Vito e anche settimana prossima per quanto riguarda il Marsala. Ligotti prova ad andarsene a Ligotti, ma il pallone termina fuori dal campo. Festeggia questo errore del numero 15 castellammarese il pubblico di San Vito. Siamo al 93esimo, mancano 2 minuti alla fine, almeno se saranno 5 quelli di recupero segnalati dalla signora Scalzo. Ancora non riesce ad uscire il San Vito, ma comunque mantiene il possesso e fa passare i secondi. Ndiaye ora va a rallentatore per battere questa rimessa. Va sul corpo, sulla figura di Guaiana, che si prende un altro fallo. Ancora Simone Guaiana, uno dei migliori in campo oggi. Il peccato, appunto, è quell'azione
fallita intorno all'80esimo, che poteva valere il 2-0, però per il resto è la solita partita di cuore e di classe di Simone Guaiana. E adesso finisce qui, non erano 5, erano 4 i minuti di recupero che ha dato la signora Scalzo. Finisce 1-0 tra San Vito Lo Capo e Castellammare. Decide la rete del capitano, decide la rete di Guaiana, e il San Vito ancora sogna, e il San Vito ancora spera di arrivare nei playoff. Il Castellammare oggi però non ha fatto il pasillo d'onore ai cugini di San Vito, gliel'ha resa davvero dura, ed è questo anche lo spirito corretto per affrontare gli ultimi minuti di questo campionato di eccellenza che si chiuderà domenica prossima. Il San Vito sarà impegnato a Sciacca, il Castellammare riceverà il Marsala. Da Sportisili è tutto, grazie mille per la visione qui da Gabriele Rispetta ai piedi del Monte Monaco di San Vito Lo Capo.